Buongiorno amici del canale e anche a chi lo diventerà presto. Oggi è una bellissima giornata di novembre, un po' freddina ma neanche tanto per il trend di temperatura del periodo. Stiamo viaggiando in direzione Trentino Alto Adige, siamo partiti da Tonezza dove ho la casa e lasceremo la macchina a Fondo Grande, zona Folgaria. Vi lascio le coordinate del parcheggio in descrizione. Da lì faremo un bel giro verso Serrada e poi sul monte Fimonchio fino al rifugio Fabio Filzi. Una bella pedalata, un bel giretto, una bella salita, anche per smaltire tutto quello che ho mangiato dai miei amici del ristorante Trattoria al Cacciatore di Tonezza del Cimone. Si mangia bene se vi piace la carne, e trovate il sito sempre in descrizione. Come sempre vi chiedo di lasciare un bel like al video, iscrivetevi al canale e se volete attivate la campanella per rimanere sempre in contatto con noi. Ora stiamo percorrendo questa breve strada asfaltata che ci porta all'abitato di Serrada, frazione di Folgaria. Lasciato l'abitato di Serrada alle spalle, proseguiamo per questa strada militare che ci porta fino alla sommità del monte Fimonchio, ai Prafilzi e al rifugio Fabio Filzi. La strada è in salita, quasi tutta in mezzo al bosco. Il panorama più bello ce l'avremo dalla cima del monte Fimonchio.
panorama dei Prafilzi, 1600 metri sul livello del mare, è eccezionale. Raggiungiamo un piccolo punto panoramico per ammirarlo meglio. Come avete visto dalle riprese aeree, il panorama dal Prafilzi è spettacolare. Si vede Folgaria, la Vigolana, il complesso dell'Adamello Brenta che attualmente è innevato, il Bondone e più in là il Pasupio e il Monte Baldo. Adesso mettiamo via il drone e ci dirigiamo verso il rifugio Fabio Filzi. Siamo addirittura d'arrivo per il rifugio Fabio Filzi. Ricominciamo il rientro. Abbiamo appena lasciato il rifugio Filzi alle spalle, direzione Serrada. Per chi volesse, nella descrizione trova il link e le informazioni utili per raggiungere il rifugio. Consiglio per la discesa di ricordare di dosare bene il freno, non andare in bloccaggio della ruota e si va giù tranquillamente.
lasciato la strada sterrata, ora rientriamo a Folgaria. Un altro bel modo per viaggiare. Noi partiamo dal Passo Lazio, siamo partiti 6 mesi fa, effettuando il perimetro della penisola italiana. Complimenti! Grazie. Salutiamo Cristian Moroni che continua il suo viaggio a cavallo nella penisola italiana. Vai!